Buongiorno, salve. Io penso che l'Iran deve appunto arrendersi a prescindere e deve aprire tutte le porte dei posti dove ci sono queste segrete, dove loro fanno appunto e cercano di fare sperimentazione con l'atomica. Poi penso che devono aprirle appunto a tutti, al pubblico, a tutti quanti, tutti devono sapere cosa stavano cercando di fare. E poi per quanto riguarda ehm, appunto quello che sta succedendo, che l'America non deve entrare in campo, non deve, e deve dare la possibilità a Putin, alla Russia, di fermare anche Israele. In che modo? Parlando con Netanyahu. Deve dire a Netanyahu che deve finire di andare a cercare di portare problematiche con le bombe. Deve finirla di uccidere civili, uccidere persone. Io ho capito che vuole unificare Israele, ma questo non gli dà il diritto di farlo in questo modo. Se Gaza continua imperterrita a insorgere e non si arrende, diciamo che è una prevaricazione, ma c'è una motivazione che è di fondo non del tutto sbagliata, non del tutto, in fondo sono stati provocati perché il Gaza non ha mai avuto un popolo, cioè solo un popolo che non ha mai avuto una riconoscenza, non sono mai stati riconosciuti, quindi è ovvio che Israele insorge e cioè, gli va contro eh, a Gaza, perché devono o formano un governo che hanno detto che hanno tentato ma non sono riusciti, oppure Gaza si arrende e dà destinazione del proprio territorio a Israele. Io la penso così. E poi riguardo l'atomica penso proprio che no, cioè l'atomica no. Ciao ciao.